C'era una volta una giovane principessa di nome Orsola, la cui bellezza e coraggio non conoscevano confini. Ma ciò che davvero rendeva Orsola speciale era la sua fede, forte e luminosa come una stella nel cielo più buio. Insieme a lei c'era un gruppo di giovani vergini, ragazze pure di cuore e spirito, pronte a seguire il cammino che Dio aveva tracciato per loro. Erano donne coraggiose, nate in un tempo difficile, quando la violenza e il caos dominavano il mondo. Le giovani erano state scelte come spose per i soldati britanni, destinate a creare una nuova colonia, lontana, in terre pericolose. Ma Orsola e le sue compagne sapevano che il loro destino era legato a qualcosa di più grande, un disegno divino che ancora non potevano comprendere. Partirono insieme, sotto la guida di Orsola, con il cuore colmo di speranza, fiduciose nella protezione di Dio. Le loro navi scivolavano leggere sulle onde e tutto sembrava andare per il meglio quando, all'improvviso, si scatenò una tempesta furiosa. Il vento ululava come una bestia feroce e le onde si alzavano alte come montagne, minacciando di inghiottirle. Le giovani pregavano, il cuore sospeso tra la paura e la fede, ma Orsola rimase ferma, alzando gli occhi al cielo, sicura che Dio non le avrebbe abbandonate. Quando la tempesta si calmò, le navi non arrivarono nella terra dove erano attese. Furono invece sospinte lontano, fino alle coste della Germania, dove vivevano gli Unni, un popolo barbaro e crudele. I soldati di questo esercito selvaggio, vedendo le ragazze sbarcare, decisero di farle prigioniere. Erano colpite dalla loro bellezza e volevano spezzare la loro purezza. Gli Unni tentarono prima con parole dolci, poi con minacce. Volevano farle rinunciare alla loro fede e alla loro promessa di castità, ma Orsola, con la voce calma e il cuore saldo, incoraggiò le sue compagne. Non c'è paura, non c'è violenza che possa spegnere l'amore di Dio nei nostri cuori, disse loro. Le ragazze si strinsero insieme, determinate a restare fedeli, anche a costo della vita. E così fu. Di fronte alla loro resistenza, i barbari si infuriarono. Le ragazze, senza armi, senza protezione, affrontarono il loro destino con il coraggio di chi sa che la morte non è la fine, ma l'inizio di un nuovo cammino. Furono uccise una ad una, con crudeltà, ma i loro occhi non persero mai la luce della fede. Orsola, la loro guida, la loro sorella, fu l'ultima a cadere, ma prima di esalare l'ultimo respiro, lanciò uno sguardo d'amore verso il cielo, sapendo che Dio l'attendeva. Le giovani vergini morirono, ma la loro storia non si spense. Nella città di Colonia, dove il loro sangue fu versato, il popolo cominciò a raccontare di queste donne coraggiose. Le loro reliquie furono custodite con amore e su quel terreno sacro venne costruita una grande basilica. Ogni anno i pellegrini giungevano da lontano per pregare sulle loro tombe, ricordando il sacrificio di quelle che avevano scelto di morire piuttosto che tradire la loro fede. Ma la storia di Orsola non finì lì. Secoli dopo, una donna bresciana fu ispirata dal coraggio di questa santa. Angela capì che il mondo aveva bisogno di donne forti, come lo erano state Orsola e le sue compagne. Così fondò una congregazione dedicata all'educazione delle giovani, perché ogni ragazza potesse crescere forte nella fede e nella vita. Questa nuova comunità prese il nome di Orsoline,
in onore della santa che aveva guidato un esercito di vergini verso la gloria del cielo. Ancora oggi Sant'Orsola veglia su ogni giovane che affronta le sfide della vita, ricordando a tutti che, con coraggio e fede, anche nei momenti più bui, si può trovare la strada che porta alla luce. Le sue compagne continuano a vivere nei cuori di chi crede, portando con sé l'eterno messaggio che l'amore di Dio è più forte della paura, della violenza e della morte. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.